Eccoci qua, siamo tornati, siamo ancora qui, siamo con un altro grandissimo ospite, molto molto particolare. Do il caloroso benvenuto a Valentino Villanova. Valentino, benvenuto e grazie per aver accettato. Grazie Michele, grazie a voi per avermi invitato a Beh, portare la mia esperienza. ma sei il migliore su questo campo, quindi c'è poco da fare. C'era solamente un nome Infatti. da fare. Valentino, vignettista e fumettista. Lascerò lui introdursi per entrare più nello specifico di qual è stato un po' magari il suo percorso di studi, come è arrivato a fare determinate cose e come lavora. Vi faccio presente solo questo aneddoto. Quando ho voluto creare questo summit, mi sono detto devo andare a prendere cose che molte volte vengono date o per scontate o non vengono minimamente, perdonatemi il termine, cagate. Quello che ho cercato di fare allora in questo caso, quando ho detto ok, c'è un modo per fare marketing, per riuscire a dialogare con certe persone che è quello del fumetto. E ho chiamato immediatamente Valentino. L'ho chiamato immediatamente, gli ho chiesto, ascolta Valentino, avrei bisogno di sapere se hai voglia di partecipare a questo summit per parlare effettivamente di fumetto. Perché? Perché il fumetto è uno strumento ideale per riuscire a dialogare con una particolare categoria, con un particolare target che è quello dei bambini. E mentre gli stavo chiedendo queste cose, che adesso non mi ricordo se era tramite Messenger o Ho una telefonata. tramite telefonata, ho detto fermo fermo, me lo ricordo già, tu hai già fatto questo lavoro, avevo già la case history, ne avevo già parlato tra le altre cose, ho detto ok, perfetto, sei la persona ideale, quindi Valentino, adesso lascio a te introdurti innanzitutto, così puoi spiegare un po' qual è stato un po' anche il tuo percorso, ecco, Io e sono un caso un po' anomalo in questo ambiente. Allora, intanto parto ti ho già interrotto, no, comunque parto con una formazione che è completamente diversa da quella istituzionale per arrivare al mondo del fumetto e del disegno, perché faccio prima il liceo scientifico, quindi abbastanza distante dal mondo dell'arte e del disegno, poi mi decido di iscrivermi ad architettura, convinto che l'architetto fosse quell'artista un po', si usa soltanto AutoCAD, computer, cose super tecniche, e comunque ho portato a termine il mio percorso di studi, mi sono laureato, ho cercato di fare l'architetto seriamente per qualche anno e poi la mia passione per il disegno ha avuto sopravvento. Ho accantonato per il momento il mondo dell'architettura e mi sto divertendo molto di più con il mondo del fumetto. e con grandi risultati, Ti mettiamo. dico, non avendo fatto il percorso quello canonico da fumettista e illustratore, proprio perché non ho frequentato le scuole, quelle che normalmente i disegnatori fanno, Mm. mi sono trovato a inventarmi un lavoro. E un po' dato dalla mia esperienza che ho avuto come architetto e un po' legandola alla passione, mi sono detto, ma perché non portare lo strumento fumetto, a me tanto caro, tanto appassionato, al mondo del marketing e questo è stato, secondo me, il mio successo. Infatti utilizzo il fumetto, che è uno strumento fondamentalmente, per fare comunicazione, per fare marketing, legato ovviamente ad aziende, associazioni, musei, come in questi casi, che hanno a che fare soprattutto con un target che è quello dei bambini. Ed ecco che abbiamo trovato lo strumento che è magico per loro. Fantastico. Beh, io direi di entrare già nello specifico perché so che hai degli esempi, infatti Mi dirò sono di andare portato un po' più di nel esempi così si può dettagliare capire meglio. e te le passo subito, eh, così puoi mostrarcele. D'accordo? Vediamo. Vedi? No, non vedo. Aspetta, infatti vedo che è tutto bloccato qua. Ok, beh, riproviamo. Chiudi il programma. Vediamo. Eh, ecco, forse Ok. adesso condividi lo schermo, vediamo se parte.
Come mai è così lento? Non lo so. Aspetta, lo rispengo. Sì, Secondo bene. me... Prova. Guarda, posso buttarlo anche fuori io, remove, e Meeting. puoi ritornare, magari. Ok. Facciamo così, aspetta. Forse adesso entriamo, sì. Connecting. Ecco, vedi. Ok. Condividi lo schermo. Schermo intero. Condividi. Oh là, fantastico. Bueno, ci siamo. Dammi un secondo. Dammi un secondo. Ok, quando vuoi. Ecco, allora partiamo con qualche esempio del mio lavoro. Questo è il lavoro forse a cui sono più caro, anche perché ormai è continuativo, ci sto lavorando da qualche anno, ed è con la Gipsoteca e Museo di Antonio Canova di Possagno, che è un museo privato, a me molto caro, sia perché ci sono andato fin da piccolo e mi ha sempre fatto sognare molto, e poi a distanza di anni mi sono trovato a lavorarci, per me è stata una cosa grande. Sono venuto a contatto con l'allora direttore del museo che parlando ha scoperto il lavoro che proponevo e che facevo, mi ha detto ma attenzione, attenzione, noi abbiamo il 50-60% dei nostri utenti che sono bambini, perché arrivano qui le scuole elementari, le medie, però obiettivamente non abbiamo nulla dedicato a loro, né come, soprattutto come gadget, come qualche prodotto per il bookstore, che è l'ultimo punto prima di uscire dal museo dopo aver fatto il percorso, in cui i bambini potrebbero comprare, prendere qualcosa, un ricordo. Avevano o le classiche penne, matite, cose del genere, o libri, ma dedicati agli adulti, quindi molto tecnici, con un linguaggio molto difficile per un bambino, che obiettivamente nessuno comprava. E avevano fatto un esperimento, mi ricordo, tanti anni fa, con un disegnatore della Disney che aveva fatto un piccolo fumettino su Antonio Canova e aveva avuto un successo importante e avevano fatto qualche copia e in breve tempo le avevano esaurite. Poi la cosa è andata un po' nel dimenticatoio e l'abbiamo rispolverata proprio in questa occasione. Come ogni progetto che propongo e che inizio a seguire, la prima cosa è trovare una mascotte, un personaggio che catturi l'attenzione del bambino e che poi sia lui a guidarlo in percorsi, ma soprattutto che il bambino si identifichi in questa mascotte. Ecco che abbiamo disegnato questo personaggetto che è un piccolo esploratore dei musei e, e con questo abbiamo iniziato a fare un percorso di vero e proprio marketing che adesso vedrete come si è evoluto. Allora, partendo da questo personaggio, nello sfondo vedete già tutte quante le varie statue della Gipsoteca ridisegnate con uno stile molto disneyano, quindi molto cartoon. Ma non solo, poi abbiamo fatto un po', vorrei un po' definirla così, un po' la caricatura della statua, in questo caso quella, vi faccio vedere quella di Icaro, di Dedalo Icaro, con tutte quante una serie di annotazioni che poi faceva parte di una piccola brochure in cui il bambino vedeva le statue non più fotografate come era abituato a vedere nei classici libri dedicati all'arte, ma con una grafica un po' più adatta a lui e quindi lo incuriosiva e gli abbiamo messo qualche piccola annotazione più tecnica che non fosse troppo pesante.
Da qui siamo partiti appunto dalla statua per poi passare al vero e proprio mito legato a questa statua, quindi Dedalo e Icaro. Vogliamo fare anche capire chi è Dedalo, chi è Icaro, che mito c'è dietro, che storia c'è dietro. E anche qui vedete che il disegno fa un po' da padrone, diventa una piccola fiaba illustrata. Ma la cosa più importante, dove gran parte dell'attività della Gipsoteca da 3 anni a questa parte si concentra per i bambini, è la caccia al tesoro al museo. All'ingresso ci sono delle ragazze che poi fanno un po' da guida ai bambini, ma la caccia al tesoro al museo potrebbe essere fatta tranquillamente anche in autonomia o con i genitori. Viene distribuita questo foglio che è stampato fronte e retro in A3, una dimensione anche abbastanza maneggevole, e il bambino vede innanzitutto al centro vede le istruzioni per fare questo gioco, ma poi vai alla ricerca, partendo dai vari punti, 1, 2, 3, fino ad arrivare all'8, vai in cerca di tutti quanti quegli indizi che gli serviranno per completare sul retro una serie di indovinelli di cruciverba per arrivare alla soluzione finale, che di solito è collegata ad un premio. Pensa che la prima volta che l'abbiamo testata questa prova, il premio finale ero io. Ero io nel senso che arrivavano in una parte del museo un po' più difficile da raggiungere attraverso scale, un punto un po' nascosto, e c'ero io col mio banchetto, fogli e pennarello che a tutti i bambini che riuscivano ad arrivare a quel punto regalavo una caricatura, con la loro statua preferita ovviamente. Facevo l'intervista, mi facevo dire qual era la statua che era stata per loro più curiosa e li disegnavo assieme con la statua. È stata una cosa che poi abbiamo ripetuto 3 volte, quindi piaceva. Certo. E quindi un modo completamente diverso per fare una didattica al museo, decisamente. Partendo da questo, poi siamo arrivati a fare anche un po', soprattutto in questo periodo di lockdown, tante mamme erano a casa con i bambini non andavano a scuola, allora con la Gipsoteca ci siamo inventati di mettere a disposizione per tutti quanti i bambini la storia di vari miti rappresentati dalle statue del Canova, quindi scritta con i vari disegni da colorare. Questo poteva essere tranquillamente scaricato sia dal sito ovviamente del museo, sia dal sito quello mio, dove ho dedicato una parte ai download, che ancora adesso c'è, e la cosa è stata molto molto apprezzata dalle mamme perché ci sono tornati indietro tanti disegni colorati, quindi la cosa vuol dire che piaceva. Quindi, come vedi, si parte sempre con un qualcosa che diventa sempre un po' più grande fino ad arrivare a dare un vero e proprio attestato di esploratore ai nostri piccoli esploratori che entrano nel museo ed escono con tante cose nuove che hanno imparato e tra cui si portano a casa anche un attestato e, se ci sono io, anche una caricatura dedicata. Quindi questa è la prima esperienza che voglio condividere con voi, perché secondo me anche quella è un po' più continuativa, che ha dato i maggiori apprezzamenti anche da parte del pubblico. Certo, e dopo ti dico un ragionamento su questo, bello, vai pure, non voglio interrompere. Andiamo avanti. Allora, vai. Con questo io concluderei la parte dedicata al museo e Gipsoteca di Antonio Canova e adesso ti voglio parlare di un altro progetto fatto per un museo, anche questo è molto caro perché è molto vicino a dove abito. È un museo di Borgoricco. Borgoricco è un piccolo paese in provincia di Padova che però ha, tra le varie particolarità, ha quella che è al centro di uno dei più importanti grattacieli romani d'Italia. Ogni volta che inizia un cantiere, il cantiere si blocca perché quando iniziano a scavare si trova di tutto e di più, si trova veramente un sacco di cimeli, di cose storiche, di tutte quante legate ovviamente al mondo dei romani. E
un bellissimo contesto che è il museo disegnato da Aldo Rossi, hanno creato ormai da qualche decennio appunto il Museo della Centuriazione Romana. Anche loro, ho avuto la fortuna di conoscere delle bravissime signore che si occupano un po' della didattica e tutto quello che è legato al museo, si sono accorte che non avevano però nulla di così specifico per i bambini, perché i bambini entrano in questo percorso che per un adulto è veramente una cosa, un sogno, perché ti trovi catapultato indietro di 2000 anni. Però, sai, tutta quanta l'infografica del museo è molto, molto seria, molto impostata e avevano bisogno di qualcosa, visto che molte sono le scolaresche che entrano e fanno anche attività ludiche, didattiche dentro al museo, avevano bisogno di un prodotto un po' più adatto ai bambini. E allora abbiamo fatto un percorso di studiare tutti quanti quei personaggi che si possono incontrare studiando i vari elementi che ci sono nel museo, perché ti lascio immaginare, hanno trovato delle tombe romane dove all'interno c'erano dei monili piuttosto che altri reperti che ti facevano capire chi era sepolto. Hanno trovato anche i nomi di queste persone. Mm. E le abbiamo, tra virgolette, resuscitate in vesti un po' più simpatiche. E per esempio dalla statua del dio Silvano abbiamo creato, per esempio, qui siamo partiti proprio da degli schizzi iniziali che sono quelle cose che poi servono per partire, far capire un po' lo stile che si vuole adottare e vedere se piace, se è adatto. Siamo partiti con il disegnare il nostro dio Silvano, con il suo cane da caccia, con i suoi dettagli che lo caratterizzano. Poi hanno trovato vari reperti che riportano a delle danzatrici, quindi abbiamo studiato un personaggio che fosse legato alla danzatrice dell'epoca, quindi andando a studiare gli abiti dell'epoca, le movenze dell'epoca, quelle che si suppone siano le movenze dell'epoca, ma soprattutto arriviamo ai personaggi che sono poi i protagonisti del museo. Canio, un classico centurione dell'epoca, che appunto quando è tornato dalle spedizioni di guerra, lo Stato romano gli ha concesso delle terre proprio in questa zona del Padovano e noi ce lo siamo immaginati proprio come un centurione dell'epoca. Mentre Cerere è la dea della natura, dei campi, della fertilità, anche questa l'abbiamo rappresentata per poi essere utilizzata in varie altre attività che le animatrici fanno all'interno del museo per i bambini. Ovviamente non può mancare il dio Bacco, che è rappresentato in mille cose che si trovano all'interno del museo. Sarà che siamo in Veneto, però vedo che il dio Bacco ha un ruolo molto importante nella nostra società già all'epoca, già 2000 anni fa, mentre Justa è una bimba di cui hanno trovato i resti in una tomba assieme a quelli di un cinghialetto. Hanno seppellito la bimba con un piccolo cinghiale che pensano potesse essere proprio il suo animale domestico e quindi noi l'abbiamo rappresentata così. Quindi è il personaggio quello che più si avvicina ai gusti dei bambini, dove magari si identificano e serve proprio per comunicare quelle cose un po' più simpatiche, più allegre. Ma come li hanno utilizzati questi disegni? Ecco che li hanno utilizzati per fare dei veri e propri sagomati all'interno della mostra. Come vedi, ci sono tutte quante quelle infografiche grandi in cui mostrano la cinturazione a livello planimetrico, ma per smorzare un po' questa cosa un po' seria, hanno pensato di utilizzare i sagomati, che servono per intervallare, perché in ogni stanza ci sia qualcosa che sia molto attrattivo anche per i bambini. Questo ormai lo stiamo seguendo anche questo da circa 5-6 anni e continuiamo a fare dei lavori ogni anno, quindi la cosa è dimostrato che funziona. Un'altra cosa che
vi faccio vedere è un progetto che non è andato del tutto in porto, ma ci stiamo ancora lavorando, ed è quello legato ad Andrea Palladio. Ovviamente siamo nella terra del Palladio, qui in Veneto, e per una importante azienda qui del Trevigiano. Stiamo ancora studiando questo progetto, vi faccio vedere delle anteprime, dove il Palladio diventa un vero e proprio personaggio simpatico, comico, molto cartoon. Anche questo con l'intento di spiegare in modo molto più giocoso, molto più adatto ad un bambino, delle tematiche che magari sono più adatte agli adulti. E poi è bello anche lì la sovrapposizione dei personaggi. In questo caso vediamo a destra appunto il Palladio e a sinistra Giambattista Zelotti, che è il pittore che ha realizzato tutti quanti gli interni di Villa Emo a Vedelago. E anche qui ogni personaggio che interviene nell'architettura, nell'arte della villa, l'abbiamo disegnato perché ognuno deve spiegare un po' qual è il suo lavoro all'interno dell'edificio di cui stiamo parlando. E quindi, giusto per farti vedere come veramente è uno strumento molto utile quello del fumetto. Lo si può applicare nell'arte antica piuttosto che in quella più contemporanea, ma addirittura il museo non è soltanto legato all'arte, ma è legato anche alla scienza. Mi è capitato di lavorare anche in questo ambito, e ti faccio vedere un altro progetto che secondo me è stato seguito molto bene fin dall'inizio, ed è quello di Max Volt. Max Volt è questo personaggio con i suoi 2 robottini che deve spiegare ai bambini una serie di esperimenti scientifici. Potete vedere le bolle geometriche, la vite di Archimede e il vortice. Ma per fare questo siamo partiti da uno studio del personaggio che vedete bene nella fascia bassa dell'immagine, perché di questo personaggio noi dovevamo conoscere ogni dettaglio. L'abbiamo studiato, siamo passati attraverso, non esagero se dico una 15-20 prove per capire qual è l'aspetto più adatto al personaggio, all'abito, ai colori, tutto quanto doveva essere studiato nel dettaglio. Addirittura, come si vede nella quarta immagine di Max Volt, abbiamo studiato addirittura com'è il sotto della sua scarpa, perché nel momento in cui sta correndo dovevamo sapere come disegnarla e come doveva essere fatta. Ogni dettaglio anche dello zainetto è riportato a quello che i bambini usano normalmente, quindi lo vedono, devono riconoscere tutte quelle cose che a loro sono familiari, sono note, e non deve distoglierli dalla loro realtà. E quindi per quello dico, questo è veramente un bel progetto, è nato bene, e tanto da essere stato utilizzato. Ecco, qui vedete tutte quante le varie declinazioni dei personaggi. Ogni personaggio poi, banalmente, la robottina era quel personaggio che doveva essere attraente per il pubblico femminile, quindi non abbiamo tralasciato neanche questo. Il robottone ovviamente più adatto a un pubblico di maschietti, mentre Max Volt era quello che faceva un po' da legante al tutto. Questo è stato addirittura utilizzato all'Expo, al padiglione dell'acqua di Mestre, che hanno realizzato un vero e proprio stand in cui i bambini potevano vedere e provare questi esperimenti legati all'acqua. Mm-hmm. E qui vedete una foto in cui si intravede un po' lo stand. Beh, intanto riprendo anche tanto grazie mille, riprendo anche questo. Ora tiriamo via questo così torniamo. Intanto grazie Valentino, grazie per la panoramica, è stata fantastica secondo me nel riuscire ad abbracciare più cose. Allora,
due prime riflessioni al volo, dopo vorrei portarti a ragionare con me su un'altra cosa. Intanto i complimenti per esserti giustamente inventato un lavoro. Mi spiego, Esatto. mi spiego il perché molti che ci stanno ascoltando sono anche universitari, ok? E una delle cose sulle quali io insisto è il fatto che ovviamente per forza di cose l'università non può bastare molte volte nel riuscire a trovare lavoro, oggi più che mai, in questo periodo storico, dopo tutto quello che è successo, più che mai. Quindi preparatevi, tra virgolette, ad attingere all'ingegno per riuscire a calare, come in questo caso sei riuscito a fare te, quindi calare il fumetto che diventi veramente uno strumento di marketing a tutti gli effetti. Lato step, correggimi se sbaglio, io ho provato a individuarne già 3, 4, 5 a livello di panoramica. Allora, innanzitutto l'importanza di studiare un target, ok? Quindi a livello museale, sapere, come ti diceva giustamente il museo del Possagno, dire ok, abbiamo il 50%, il 60% di un target comunque bambini, di utenti comunque di bambini, per forza di cose devo andare ad abbracciarlo, quell'effettivo qua target, devo dargli quel qualcosa in più. Quindi importanza di studiare il target. 2, quando tu parli di definire la mascotte, mi è piaciuto quello che hai detto, il bambino deve identificarsi. Non è possibile andare a realizzare un qualcosa nel quale un bambino non si può identificare, e quello che sei riuscito a fare, ha fatto a semplificare le cose nell'ultimo, quello che hai fatto ad esempio per l'Expo, ok? Quindi il fatto di riuscire a spiegare concetti che potenzialmente possono essere difficili, ok? Se attraverso la didattica molte volte già riusciamo a semplificarli, quindi i miei complimenti, il massimo rispetto secondo me e la mia massima stima va verso chi veramente fa didattica, perché bisogna essere veramente bravi, veramente portati e vi stimo veramente tanto, ma riuscire a semplificare ulteriormente con il fumetto secondo me è un livello pazzesco, perché riuscire a raccontare certi concetti penso sia veramente, veramente difficile. Allora ti interrompo anche per dirti un'altra cosa, che nel mio caso sono partito da una passione mia innata. Okay. Fin da piccolo ho sempre letto un sacco di fumetti, ho sempre disegnato tanto e sono arrivato a fare questo lavoro, ma ti dirò una cosa in più, che non basta questo, non basta la passione, quella è la condizione sine qua non per andare oltre. Poi bisogna strutturarsi veramente molto bene, perché si parla di un pubblico che crediamo di conoscere, ma non conosciamo così bene, perché non ragionano come gli adulti, anche se magari tanti hanno figli, ma non tutti riescono a entrare nel ragionamento di bambino. Io ho la fortuna di lavorarci tanto assieme, quindi ogni volta per me sono fonte di ispirazione, di capire sempre meglio cosa cercano, cosa loro piace. Poi cambiano completamente nel tempo, nel senso che i bambini di 10 anni fa non sono i bambini, ai bambini di 10 anni fa non piace quello che piace ai bambini di adesso. I bambini di 6 anni hanno gusti completamente diversi da quelli di 10 anni. Infatti anche lì volevo arrivare. In questo caso qua, com'è che fai allora ad abbracciare, cioè riuscire a prendere una fetta così ampia e riuscire a raccontarla lo stesso? Allora, ti faccio un esempio. Quando inizio a parlare con un'azienda, con un'associazione sportiva, con un museo, che mi dicono abbiamo bisogno del tuo aiuto, la prima cosa che chiedo appunto è qual è il vostro target. E loro mi dicono i bambini. Ok, i bambini di che età? Perché è una cosa fondamentale. I bambini che vanno dall'asilo alle medie. Ok, allora dovremmo fare 3 o 4 progetti completamente diversi, perché non può funzionare una cosa. Già un bambino di prima elementare, se tu gli fai una cosa per lui, non può andare bene a un bambino di quinta elementare. Stiamo attenti, quindi la cosa fondamentale è capire prima di tutto qual è l'età del bambino. Da quando abbiamo capito bene qual è il target, da lì inizia uno studio assieme al mio team, perché non lavoro da solo. A me piace disegnare, mi piace seguire il cliente, ma ho bisogno di tanti collaboratori al mio fianco, ognuno con delle specialità, tra cui ho Federico, che lui è innanzitutto psicologo, anche lui è grande appassionato di fumetti. Abbiamo messo anche lui, ha messo assieme queste due caratteristiche che fanno di lui, secondo me,
un unicum, e quindi riusciamo a capire quello che i bambini vogliono e dargli il taglio giusto, anche nel modo in cui parlano i personaggi, nel modo, ma banalmente anche nel modo in cui vestono i personaggi. Mi viene in mente un personaggio che ho fatto, che ormai anche questo lo seguo ormai da una decina d'anni, a differenza di Dylan Dog, di Tex, di tutti quanti i personaggi che conosciamo benissimo, che loro da 50 anni hanno il loro abbigliamento che ormai li contraddistingue, i miei personaggi hanno un abbigliamento che li contraddistingue, ma che varia leggermente varia di anno in anno. Banalmente cambiano il modello di scarpe, oppure hanno il jeans con il risvoltino quando va di moda il risvoltino. Tutte quelle cose che i bambini se ne accorgono, e soprattutto i ragazzini, quelli di un'età un po' più alta, già dalle medie in su, si accorgono di questi piccoli dettagli che allora fa sì che la cosa gli interessi. Altrimenti prendono il fumetto e lo mettono lì e probabilmente non lo leggono. Ma infatti, secondo me, la grande capacità che hai tu e il tuo team è proprio quella di riuscire a far immergere completamente il bambino in quello che sta vedendo, in quello che voi state raccontando. Quindi il grande lavoro che ci sta dietro è proprio questo. Perché molti possono dire, sì, vabbè, ma la mascotte me la può fare, tra virgolette, anche il vicino di casa che disegna le mascotte Esatto. per il papiro di laurea. Cioè non è quello il concetto. Giustamente tu hai detto, io ho uno psicologo che lavora con me. Costruite insieme un fumetto, costruite insieme il percorso, costruite insieme questa cosa. Quindi a chi ci sta ascoltando, cioè, non affidatevi veramente a quello che vi fa il disegnetto perché è bravo a mano. Cioè qua c'è un lavoro dietro, non indifferente. Sì. Quello che dico sempre è non basta il buon disegno. Mm-hmm. Sicuramente un buon disegno aiuta, però Mm. non basta. Ci sono tante cose prima di disegnare, da pensare, da studiare. Mm. E un'altra cosa che mi ha colpito è un qualcosa che io stesso avevo utilizzato per una campagna di un brand di colori, dello scaricare il disegno che tu dicevi, no? Di far scaricare il disegno simile. Ecco, noi da quello eravamo riusciti con una campagna, adesso non mi ricordo, sotto il periodo di Natale, una cosa del genere, era scaricati comunque, lasciaci la mail, ti mando i disegni da poter colorare, puoi colorare questo disegno, quindi nel tuo caso poteva essere benissimo il fumetto, e da lì veniva selezionato il vincitore. Questo che cosa comportava? Uno strumento non solo di marketing lato disegno, perché intanto andava a scaricare un disegno comunque lato didattica, ecco, definiamolo così, lato didattica, e andava a scaricare il disegno, potenzialmente nel tuo caso legato al museo, quello che è, ma il fatto comunque di avere sempre il contatto del cliente faceva crescere il mio database, e quindi qua si rientra sempre nel solito gioco del continuare a nutrire, continuare a dare un qualcosa al nostro visitatore. Io penso di essere diventato ormai monotono nel ripetere certe cose, però vedete che tutto torna. Cioè alla Una fine della strategia che fiera, funziona che... infatti, Ma addirittura in questo caso, scusa se ti interrompo, ma parla. non si fermava all'atto di divertimento, perché Sì. non scaricano soltanto il disegno per colorarlo e passare del tempo, ma anche per imparare qualcosa, perché al Quello. disegno era affiancata anche la storia, in questo caso del mito, dei personaggi che Canova andava a scolpire. Mm. Quindi educazione e intrattenimento assieme. Questa è Una edutainment, una parola magica che adesso sta andando alla grande. sì, 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 sì. Ascolta, per provare un attimo a chiudere un po' il cerchio, magari anche dare qualche spunto. Come ben sai, io sono un grandissimo fan di Walt Disney. Lato imprenditoriale, quindi non ho le conoscenze da un punto di vista del disegno magari che puoi avere te, le determinate nozioni, quindi non vado ad apprezzare tanto quel lavoro là, quanto veramente quello che lui è riuscito a fare nell'unire veramente tutti i puntini, quindi mettere Disney World al centro, comunque il cartone al centro, e da lì avere un mondo. Io questo ne parlo, ad esempio, nel mio libro, quindi il fatto che comunque le persone arrivano, e tu l'hai detto giustamente prima, le persone arrivano comunque al mio museo, va bene? Al mio museo comunque vedono questa storia,
in questa storia dopo io vado a creare il fumetto che potenzialmente può essere venduto, cioè tutti gli altri step successivi. Quindi il fatto di portare la grande cosa che secondo me voi siete riusciti a fare comunque all'interno del Museo di Possagno, piuttosto che con le altre realtà, potenzialmente può anche cioè, è veramente questo. Quindi lo sfruttare banalmente il fumetto per riuscire a dare ulteriormente anche altre cose al visitatore, al bambino, piuttosto che alla madre. Esatto, perché non ci fermiamo al fatto che questo è un prodotto per i bambini, questo è un prodotto per le famiglie. Mm-hmm. Se pensi, un'altra cosa che mi hanno fatto notare chi gestisce appunto il museo è il fatto che per come è pensato il museo, nell'immaginario collettivo è una cosa noiosa. Il museo d'arte, se non sei appassionato d'arte, difficilmente decidi di vado al museo questo sabato pomeriggio. In questo modo però fai sì che quando entrano nel museo anche i genitori, perché magari portano i bambini, però anche loro vedono qualcosa che non si aspettavano, qualcosa che li sorprende e si divertono con i bambini. Tornano a casa anche loro con un'esperienza che non si immaginavano di vivere. E questa è un'altra cosa che non va trascurata, soprattutto nel museo, che per forza di cose deve trovare un'altra chiave di comunicazione. Mm-hmm. Sì, concordo con me. A livello di approccio, cioè quello che stiamo facendo, quello che stiamo anche cercando di fare con questi incontri, durante queste chiacchierate, in questo summit, è un po' quello di ripensare il mindset canonico, ok? Quindi riuscire a ripensare a determinate cose, e in questo caso qua per forza si va a ripensare anche lo stesso rapporto che noi abbiamo con sì, il bambino, ma anche con la famiglia. Spunti, se vogliamo dare qualche spunto magari per chi magari volesse, cioè, chi avesse per caso voglia di entrare e saperne di più. A parte chiamarti, perché penso che sia il minimo, ma allora, delle regole da seguire, quello che abbiamo detto. Prima regola, quindi abbiamo capito che il target bisogna individuarlo nel modo migliore possibile, quindi capire esattamente qual è l'età del nostro utente, bambino, ragazzino o ragazzo. Capito quello, poi trovare la formula, quella più adatta per entrare per far vibrare le corde del nostro utente. E dopo lì ti dico, di volta in volta siamo bravi e molto creativi a trovare sempre delle soluzioni completamente diverse, perché non ci fermiamo magari a quello che vi ho fatto vedere oggi, magari al sagomato piuttosto che al disegno da colorare o alla fiaba illustrata, ma veramente ci sono tantissime opportunità legate alla mascotte, il personaggio che andiamo a studiare. E questo è proprio il bello del mio lavoro. Nel bello, e quindi anche quello che bisogna fare. Ascolta, allora Valentino, grazie mille. Per contattarti, una mail? Ovviamente il sito internet, valentinovillanova.it, molto semplice, nome e cognome.it, su tutti quanti i social, ovviamente. Troverete tante cose che faccio legate al disegno, non solo ovviamente alle mascotte, ma si può applicare in qualsiasi ramo del marketing e della comunicazione. Quindi cercatemi e fatemi sapere cosa ne pensate. Ok, ascolta Valentino, grazie mille, grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi. Spero di vederti presto anche con te. Perfetto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie.